Stiamo monitorando un po' il fatto che sembra che la fascia colpita qui di recente sia la stessa che ci ha colpito 2 o 3 anni fa e quindi vorremmo capire anche con ARPA probabilmente di capire se effettivamente c'è una linea di aria che probabilmente si crea per qualche motivo, non lo sappiamo. Si cercano spiegazioni scientifiche a Villorba, dove si fatica ad archiviare quanto successo lunedì scorso come semplice casualità. Lo stesso sindaco lancia una sorta di appello agli studiosi. La stessa fascia è stata colpita da una violenta tromba d'aria improvvisa, 30 secondi di paura, quindi magari se c'è qualcuno, qualche istituzione che ci può dare una mano per studiare questa linea, magari la prevenzione viene fatta prima. Insomma, conoscere per prevenire. Mentre la macchina dell'emergenza è ancora in moto vista l'ondata lunga del maltempo su un territorio già provato, uomini e mezzi hanno effettuato dei sopralluoghi anche nelle scorse ore. Per tenere d'occhio fiumi e canali e per vedere la situazione anche nei parchi pubblici. La conta dei danni qui a Villorba è ancora in corso. Sì, è ancora in corso, siamo per il momento circa sotto ai 90 e 100 mila euro per quanto riguarda la conta dei danni da alberi abbattuti e attrezzature comunali. Sullo sfondo lo stato di emergenza dichiarato dallo stesso presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, utile soprattutto per campi e vigneti, alcuni già in ginocchio. Solo a San Polo di Piave, aggiorna il sindaco Nicola Fantuzzi, ci sono coltivazioni danneggiate fino al 30%.